È già partita da diversi giorni la pista da pattinaggio su ghiaccio. Oggi, questa mattina, abbiamo inaugurato il Luna Park per bambini e ci sono delle bellissime luminarie. Non sarebbe stato etico finanziare i costi energetici con le casse comunali e perciò davvero voglio ringraziare le amiche e gli amici imprenditori che hanno sostenuto questa iniziativa, per cui è tutto finanziato da donazioni private. Sarà un Natale luminoso a Villanova di Campo San Piero, grazie all'intervento dei privati che hanno scelto di aiutare l'amministrazione comunale. La scelta della giunta è quella di limitare le spese senza però privare i cittadini dell'atmosfera magica del Natale. Al via quindi una serie di iniziative consultabili dal sito internet del comune, come la caccia al tesoro di sabato prossimo. Era nostro dovere farlo, sentivamo veramente la necessità di portare un messaggio di speranza nelle nostre vie, nelle nostre contrade e credo che ci stiamo riuscendo.